Le indagini della Polizia di Stato nel quartiere di Torbella Monaca hanno portato allo smantellamento di un appartamento usato come magazzino di stoccaggio per la droga. Trovate nella stessa abitazione 2 pistole pronte al fuoco. Arrestati 2 uomini, l'assegnatario dell'abitazione ed un condomino. Gli investigatori del distretto Casilino, nella cui competenza ricade il quartiere di Torbella Monaca, nei giorni scorsi erano venuti a conoscenza che in via Scozza, uno degli appartamenti di edilizia popolare, era usato come magazzino per stoccare la droga da smerciare nel quartiere e non solo. Dopo una serie di appostamenti ed accertamenti, i poliziotti hanno individuato l'appartamento ed il suo assegnatario, un 65enne già noto alle forze dell'ordine. Proprio mentre tenevano d'occhio l'abitazione, hanno notato un 47enne, anche lui abitante nello stesso palazzo, mentre entrava ed usciva dall'appartamento oggetto di indagine e lo hanno fermato per strada. L'uomo aveva con sé 80 dosi tra cocaina e crack, mentre nella sua abitazione nascondeva altre 60 dosi sempre delle stesse sostanze. A quel punto, presumendo che lo stupefacente trovato al 47enne era stato prelevato da lì, i poliziotti hanno deciso di perquisire l'appartamento da cui erano partite le indagini. L'intuizione si è rivelata giusta. Durante la perquisizione sono state trovate 200 dosi di crack e cocaina già pronte, una busta con poco meno di 9 etti di cocaina e 2 pistole, una beretta calibro 22 completa di caricatore con 5 colpi ed un revolver Smith Wesson calibro 357 Magnum con il tamburo pieno delle relative 6 cartucce. Al termine degli accertamenti di rito, i 2 uomini sono stati arrestati. Ad entrambi è stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 65enne dovrà rispondere anche della detenzione delle 2 armi, una delle quali, il revolver, considerata clandestina per la matricola a brasa. La procura ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto ed ha disposto la misura cautelare in carcere per entrambi gli indagati.